e noi andiamo nel Veneto, grazie. Molto interessante la tesi del dottor De Anna, che salutiamo anche da qui dal Veneto. Lo chiediamo a Gastone Mascarin: davvero potrà nascere un Renzi bis? E se nascerà un Renzi bis con Forza Italia, Fitto lascerà il partito? Ma guardi, Perché qui si apre un'ipotesi interessante, una fusione tra la parte che rimane del PD e la parte che rimane di Forza Italia. sì, vabbè, ma sono opinioni che sinceramente a me, devo essere proprio sincero, interessano. Non gliene frega niente. Io vorrei parlare di Portogruaro, siccome io amo Portogruaro e sto costruendo a Portogruaro qualcosa di importante, anzi, perdonatemi, non è sto. Vabbè Gastone, ma rispondi un attimo a questa domanda nazionale. Cosa devo dire? Non lo so, lo vedremo. Il Renzi bis, il Renzi vuole rimanere fino al 2018, il Berlusconi. Io lo ripeto e lo ridico, siamo diventati Civica 3 anni fa e io ti chiedo per cortesia, Rosario, quando mi inviti qua, fammi parlare degli argomenti di Portogruaro e per Portogruaro. Stiamo andando alle amministrative fra 3-4 mesi, stiamo costruendo qualcosa di importante, quindi io te lo dico qua in diretta, questi 2 minuti li prendo per dirti questo. La prossima volta che mi inviti, per cortesia, troviamo argomenti di Portogruaro e io parlo per Portogruaro. Ti ringrazio e chiudiamo qua se vuoi. È meglio, grazie, restituiamo la linea alla redazione centrale. Solitamente sono i giornalisti che fanno le domande. Se volete le domande precotte, non ho fatto altro che prendervi degli spazi a pagamento e fate la pubblicità. Quando venite nei nostri studi, noi facciamo le domande che aggradono a noi, Mascarin. E se lei è un politico capace, risponde anche a livello nazionale. È chiaro? Quindi non le permetto di dire a un mio collega quello che deve fare. Lei faccia il politico e risponda. Noi facciamo i giornalisti e facciamo le domande. È chiaro? Se non l'ha capito, vada a riascoltare la replica e così. Qua venite e le domande le facciamo noi, non che venite qua col fogliettino e pretendete. Volete spazi autogestiti, ve li pagate e dite quel cavolo, volevo dire altro, che dite. Stiamo qua a pettinare le bambole adesso anche. Fai tu la domanda. Oh, belli! Oh, dico. Stiamo scherzando. Questa, gentili telespettatori, la nostra ultima notizia dalla redazione di TPN Veneto. È davvero tutto. Chiedo scusa perché ci sono le sedie qui che sono sistemate male, ma c'è stato un po' di terremoto prima, nella prima parte. Gastone Mascarin. Ah, a proposito, hai dimenticato la sciarpa, vienitela a prendere. Grazie, questo è tutto. Linea al break, dopo il break le previsioni meteo.